Buongiorno e ben ritrovati con l'informazione flash di New Sicilia. Questi titoli più importanti della mattina. Continua sull'Etna l'attività di intensità moderata nel cratere sud-est. Il tremore vulcanico, dopo aver raggiunto il suo picco di ampiezza intorno alle 17 di ieri pomeriggio, è attualmente in fase di diminuzione. Posto in stato di fermo di indiziato di delitto, l'extracomunitario accusato di essere l'autore della violenta rapina ai danni di un turista polacco aggredito e preso a pugni la sera dello scorso 12 maggio a Catania. Ci spostiamo a Palermo, dove la Guardia di Finanza ha sequestrato 3 apparecchi da gioco irregolarmente installati in un locale nel quartiere Guadagna, titolare sanzionato e il locale sequestrato. Il governo regionale rassicura invece i sindacati preoccupati per il mancato rinnovo dei contratti dei dipendenti regionali. Siamo al lavoro alla nomina del nuovo direttivo dell'Aran Sicilia, ha dichiarato il presidente Schifani. E in chiusura lo sciopero aerei indetto per oggi, a rischio 220.000 passeggeri dopo i disservizi riscontrati nelle scorse settimane in Francia. Adesso è il turno dell'Italia. Questa era l'ultima notizia. Per ulteriori approfondimenti vi basterà visitare il nostro sito www.neusicilia.it e i nostri canali social. Arrivederci e a più tardi.